Siamo passati da Rete Veneta fa disinformazione a occorre un piano di controllo del lupo, dal sono attacchi di cani abbandonati a proporrò alla Giunta un intervento di sterilizzazione e spostamento. Meglio tardi che mai. L'assessore Pan ha cambiato idea. Ha annunciato ufficialmente che proporrà alla Giunta regionale un'ipotesi di piano di controllo della presenza del lupo in Veneto che preveda la possibilità di traslocare gli esemplari in sovrannumero e di sterilizzare le femmine in età di riproduzione. Il fiato sul collo dell'assessore in questo caso non è del lupo, ma di alcuni suoi colleghi di maggioranza che da tempo chiedevano di agire. In settimana l'episodio che ha evidentemente fatto scattare la molla. La prima malga svuotata a Caltrano, come vi abbiamo tra le altre cose testimoniato noi per primi con i servizi. Il lupo c'è, per noi adattarsi non è così semplice e non è così immediato. Il lupo fa il lupo, sono d'accordo, l'allevatore fa l'allevatore, purtroppo il politico si vede che fosse il politico perché... Pan, in una delle prossime riunioni ministeriali della Commissione Politiche Agricole, chiederà inoltre che venga discusso il piano di gestione e conservazione a livello nazionale, con la possibilità di andare in deroga ai divieti di cattura e abbattimento. Sono passati ormai dei mesi da quel primo comunicato in cui l'assessore bollava la questione lupo come un'iperbole giornalistica. Si è perso del tempo, non sta a noi dirlo, constatiamo però che l'approccio è finalmente cambiato. Il tempo perso non si recupera, la cosa importante però ora è dare risposte concrete agli allevatori.